È uno degli avvenimenti più attesi della 63esima mostra del Valdobbiadene di OCG di Col San Martino. Le premiazioni dei migliori vini hanno attirato presso gli storici locali della Proloco centinaia di amanti del vino. Molti premi distribuiti, targhe e riconoscimenti, ma non solo. Oltre alle categorie spumanti e ai vari premi, primo, secondo, terzo posto, noi della Proloco da anni vogliamo ulteriormente gratificare chi si classifica nei primi posti con dei super premi, noi li chiamiamo così, che sono sempre opera di Carlo Bagliana. Questi super premi hanno varie forme. Ad esempio il super premio dello spumanti viene assegnato alla categoria, alla cantina che raggiunge il maggior punteggio con un solo vino, mentre il trofeo, ad esempio Carlo Bagliana, viene assegnato alla cantina che con la somma di 3 punteggi delle varie categorie Brut, Dry ed Extra Dry riesce a raggiungere il punteggio maggiore, e lo stesso si ripete per i vini della tradizione, dove c'è il trofeo Famiglia Pacanoni e il trofeo appunto Vino della Tradizione. Un'annata eccezionale e una qualità eccelsa dei vini in mostra, non soltanto degli spumanti, anche dei vini di tradizione. Per questa giornata particolare dove si effettuano le premiazioni, si vanno a premiare praticamente gli sforzi fatti dai nostri viticoltori. Vino direi quest'anno di ottima qualità, ne ho assaggiati alcuni, anche se purtroppo non sono un esperto, però devo dire che la qualità all'interno di queste mura è veramente alta. Non parliamo solamente degli vini frizzanti, degli spumanti, ma parliamo anche dei vini di tradizione. Il livello è veramente eccezionale. Molte le aziende premiate, tra di loro l'azienda agricola Rive del Bacio, che ha fatto incetta vincendo ben 3 premi. Sentiamo Nadia Righini, una delle giovani titolari. Che dire, è una grande soddisfazione immensa, perché come piccola cantina essere passati, tra virgolette, avanti a tante altre grandi realtà con 3 premi non era assolutamente una cosa che mi aspettavo, anzi io, tra virgolette, non dovevo neanche essere qui, perché faccio le veci del padrone di casa, che è mio papà, insieme a mio nonno, e quindi come piccola azienda a conduzione familiare quali siamo, per me è un onore essere qui oggi e aver ricevuto 3 premi, insomma. Conferma anche per l'azienda agricola Colmiottin della famiglia Bottega, vincitrice di 3 premi, tra i quali il trofeo Vino della Tradizione. Io dico che la soddisfazione per raggiungere questi premi è tantissima ed è dovuta al nostro territorio, che è totalmente in collina, una piccola azienda dove si trova a livello del mare intorno dai 250 ai 300 metri di altitudine, e tutta in riva. Riva vuol dire collina, lavorazione a mano, vendemmia a mano, segaggione, tutte le lavorazioni, tutte le operazioni sono fatte tutte a mano.